Amici bellini, per come la vedo io, e tengo le tavole pitagoriche, quindi attenzione, secondo i miei calcoli, il Napoli, la partita con l'Inter, Napoli-Inter sarà inutile. Cominciamo. Allora, amici bellini, questo video viene ispirato da due fattori, da due cose che sono successe. Prima di tutto, benvenuto Fabio, che non è detto che sia Fabbro, ma anche tu sicuramente indossi gli occhiali e noi indossiamo gli occhiali. E partiamo da dei presupposti. Allora, la prima cosa che mi ha ispirato questo video è ovviamente la classifica che è uscita ieri, che vede Inter, Roma, Milan, Lazio e Atalanta. E sta scritto classifica, che poi voi mi dite no, ma noi stiamo parlando della lotta Champions perché il Napoli già ha vinto. No, sta scritto classifica. Se sta scritto classifica, metti Napoli primo, ci entrava come grafica, ci metti il Napoli primo e abbassi un pochino l'Atalanta, eccetera eccetera, ci metti il Napoli primo a 65 punti e poi dici lotta Champions. Al di là di questo, perché soffrono, non riescono a scriverlo, noi non ci dobbiamo nemmeno prendere collera più di tanto, perché non sanno più come tenere vivo un campionato che stiamo ammazzando, calcisticamente parlando. Per sfizio la classifica ce la guardiamo così, perché ieri è successo un'altra cosa imponderabile, gli upset che succedono in Serie A si stanno ripetendo, e quindi l'Inter cade a Bologna e il Milan batte l'Atalanta. Di conseguenza ci ritroviamo entrambe le squadre a meno 18, e qua adesso, per fare tutti questi calcoli che sto per fare, e spero di non andare nelle chiavette, perché io non mi piaceva la matematica, mi piaceva scrivere, non mi piaceva la matematica a scuola, e poi sono finito a fare il musicista, che è quasi tutta matematica con l'arte per lo mezzo, e adesso numeri, perché con i numeri noi ci troviamo bene, ci siamo trovati bene negli anni così e così, perché non ci siamo illusi, e ci troviamo bene adesso dove possiamo prevedere cose belle. E quindi dobbiamo dare per scontata la vittoria della Roma, considereremo anche la vittoria della Lazio, non possiamo considerare la vittoria dell'Atalanta, e la Juventus è una variabile impazzita che calcoleremo lo stesso, perché è importante farlo, perché noi calcoliamo anche quelle che non ci sono in classifica, a differenza di altri, che il Napoli, che in classifica c'è, ci dovrebbe essere, non lo calcola. Ma va benissimo. Allora, perché si fanno queste tavole pitagoriche? Per capire quando il Napoli potrebbe vincere, se la matematica ci dà una mano, perché adesso si sta parlando, sì, fare il record di punti, battere il record di Conte, capire dove festeggiare, gli amici dell'estero che devono preparare il biglietto, comprare il biglietto per venire a festeggiare a Napoli. Facciamo un po' di calcoli, alcuni logici, alcuni presupposti, e questo video viene ispirato anche da un commento durante l'ultima live che vi faccio vedere. Vorrei la certezza matematica il più presto possibile per tutti quelli che stanno lottando contro il tempo. Mio padre, vedi? Mio padre non ha visto il primo scudetto per 3 mesi. Hai ragione Salvatore, che pensiero sottile e tenero, sperando che almeno quelli che stanno lottando contro il tempo magari si sono goduti i primi due, facendo un discorso un po' più ampio. Comunque hai ragione, un motivo in più per ammazzare il campionato, ecco. E quindi vi renderete conto che c'è un motivo in più per i ragazzi di Spalletti per accelerare, per non fermarsi, per dimostrare che quello che è entrato nella testa dei giocatori, inculcato da Spalletti, si può continuare a fare, e quindi addirittura pensare di poter ampliare questo gap. 18, perché quando stavamo a 12 è un bel gap, però arriviamo a 15, e quando siamo a 15 però arriviamo pure a 18, complice ovviamente anche le scivolate degli avversari. Il Napoli deve continuare a fare il suo dovere, e quindi vediamo che cosa succede con questo prospetto, che magari ve lo metto, faccio una foto e me lo metto, ma perché è brutto da vedere, ve lo faccio vedere così, ma ve lo racconto. Ci sono una serie di cose incredibili. Vedete il più veloce? Allora, l'Inter, il Milan, e consideriamo anche la Roma, adesso se le vincono tutte, noi dobbiamo fare la proiezione matematica.
Se le vincono tutte le prossime 14, sempre consideriamo che la Roma vince questa di oggi, di domani, è spezzatino, la Roma giocherà in questi giorni, non lo so. Se le vincono tutte possono fare 42 punti, che sommati ai 47 che hanno adesso fanno 89. Quindi il Napoli, per vincere matematicamente lo scudetto senza pensare a nulla, deve fare 25 punti da sommare ai 65 che abbiamo adesso. 25 punti in 14 partite. Come si fanno 25 punti in 14 partite? È semplice, si fanno 7 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Vogliamo semplicemente considerare la regola del 4. Il 4 sconfitte è una cosa che in media, se andate a vedere tutte le statistiche, tutte le classifiche del passato delle squadre a 20 squadre, ci sta. Poi ci sono le eccezioni, ovviamente Sarri che vince con 7 sconfitte, l'Inter ha vinto con 3, il Milan l'anno scorso ha vinto con 4. Facciamo conto che sono 4 sconfitte, ci auguriamo ovviamente che il Napoli possa chiudere con una sconfitta e non perda mai più. Però per vincere il Napoli, per fare questi 25 punti, si può permettere, mettiamola così, 3 sconfitte, 4 pareggi e deve fare 7 vittorie. Ora noi dobbiamo affrontare Lazio, Atalanta, Torino, Milan, Lecce, Verona, Juve, Salernitana e poi le altre. Perché vi dico poi le altre? Perché in tutto questo discorso è inutile adesso considerare che la Lazio può arrivare massimo a 87, l'Atalanta massimo a 83 e la variabile impazzita Juve può arrivare massimo a 77 più i 15 punti che le ridanno a 92. Quindi se noi consideriamo la variabile impazzita, il Napoli deve fare 93 punti, che sono 28 punti in 14 partite. Ci siamo? Mi state seguendo? Prendete carta e penna che è divertente, fare matematica quando si parla di pallone è anche divertente. Di conseguenza, la migliore delle ipotesi è che il Napoli in queste partite fa altri 42 punti. Lo stiamo considerando per l'Inter e per il Milan, perché non considerarlo anche per il Napoli? Il Napoli fa 42 punti, 107 punti, buonanotte ai suonatori. Benissimo, è difficile da considerare 107 punti. Abbiamo un po' di desideri. Il desiderio mio sarebbe quello bellissimo, quello di arrivare a 103, e se considerate anche la media tra andata e ritorno, perché ci sono amici bellini che stanno facendo anche altri loro calcoli, se confermassimo l'andazzo e la media punti che stiamo avendo adesso, si arriva a 103 e simbolicamente diventi la squadra che ha messo il record assoluto di punti in Serie A, superando la Juve di Conte mica male. Viceversa mi accontenterei alla grande anche di un simbolico 92, superando i 91 punti di Sarri, così ci lasciamo alle spalle tutto quel discorso, quel retropensiero. Si vince in albergo, andiamo a vedere se si può vincere in albergo, perché queste 7 vittorie, questi 4 pareggi e queste 3 sconfitte dipendono poi dal quando le fai. Come si può dare una mano agli amici, ai tifosi che lottano contro il tempo? E questa è la cosa che volevo dire. Come si può arrivare? Il più veloce è fare 8 vittorie e un pareggio per raggiungere questi 25 punti che ci servono. Quindi tu devi fare 8 vittorie, sarebbe battere la Lazio, difficile, battere la Lazio, battere l'Atalanta, battere il Torino, battere il Milan, battere il Lecce, battere il Verona, batti la Juve poi devi andare con la Salernitana in casa e puoi pareggiare. In un'eventuale anche ipotesi romantica non lo puoi vincere a Torino per fare questi 25 punti così, però lo potresti vincere con un pareggio con i cugini salernitani a casa nostra, e quindi con tutti i festeggiamenti che si possono fare. Ma vabbè, la scaramanzia l'abbiamo buttata proprio indietro, ma quando si sta a 18 punti, ragazzi. Anche perché quasi mi dimenticavo, hanno tolto le quote scudetto. Se vedi la SNAI, penso che 0.01, io non gioco, ma penso che 0.01 vuol dire che è ritirata la quota, perché guadagni meno di quello che ti giochi. La Sisal, il Planet Win, se te lo giochi il Napoli vinci 0,1 centesimo praticamente, e quindi non conviene. Che cosa si sono inventati? La quota vincente Serie A senza Napoli e Juventus. Ci tolgono proprio, la Juve la tolgono per la penalizzazione, il Napoli lo tolgono, di conseguenza ti puoi giocare l'Inter. Vedi che cosa incredibile. Poi queste sono quote che non sono aggiornate alla sconfitta dell'Inter e alla vittoria del Milan, perché adesso probabilmente si saranno appaiate le quote di Inter e Milan, e probabilmente con le quote della Roma, perché ipotizziamo
vediamo sempre la Roma vincente. Quindi vedete, vincenza Serie A senza Napoli e Juventus. Come si capisce bene dal nome, bisogna indicare la squadra che arriverà per prima in classifica, escludendo questi due team. Ditelo chiaramente, chi arriva secondo, giocatevi la seconda classificata e ditelo che il Napoli arriva prima. Veramente una roba incredibile. Di conseguenza, ragazzi, per tirare le fila di nuovo, il modo più veloce è questo, e arrivi a dover pareggiare con la Salernitana, ed è poi matematico. Però girando, che noi abbiamo considerato che quelle là, l'Inter, la Roma e il Milan, le vincono tutte e quindi fanno i loro punti e arrivano a 89. Il Napoli quindi deve arrivare a 90 e può arrivare a 90 così. Però io credo che il calcio non va visto così, perché altrimenti, perché ci stanno facendo questo discorso: se l'Inter le vince tutte, adesso il nuovo piano, dopo la vittoria con il Porto Inzaghi lancia un segnale, e no, si cade. Questa è la stagione in cui si cade. Tutte le squadre che hanno dimostrato delle fragilità le stanno confermando, la squadra che ha dimostrato della solidità la sta confermando il Napoli. Quindi io non posso immaginare che Inter, Milan e Roma vincano tutte le partite per 14 partite di seguito. Voglio essere logico, non voglio farle crollare, ma una sconfitta e un pareggio gliele vogliamo concedere a queste qua? Noi ci siamo concessi addirittura 4 pareggi e 3 sconfitte, un crollo totale, un andamento da Europa League. Un pareggio e una sconfitta per queste squadre significa 12 vittorie, 12 per 3 36, più un pareggio 37, più i 47 che hanno, si arriva a 84. L'avevo scritto 84. Di conseguenza il Napoli deve fare 20 punti, nella logica delle cose, non ne deve fare 25, ne deve fare 20 per arrivare a 85, per avere la certezza matematica. Quindi come si fa, ragazzi? Come si fa ad avere la certezza più presto possibile, la matematica, la certezza che possiamo veramente comprare le bandiere? Non dobbiamo aspettare Udinese, Fiorentina, Monza, Inter, Bologna e Samp, le ultime partite. Ci devono aiutare le avversarie. Il Napoli deve fare il suo dovere, perché per vincere in più in fretta devi aumentare il gap, devi vincere. Quindi ipotizziamo che il Napoli le vince le prossime, è difficile battere la Lazio, l'Atalanta, eccetera eccetera. Vuol dire che Fiorentina-Milan vince la Fiorentina, Inter-Lecce vince il Lecce, Roma-Juve vince la Juve. Di conseguenza loro possono arrivare massimo a 86 punti. Il Napoli ne deve fare 87, vuol dire fare 22 punti. Come fai 22 punti? 7 vittorie e il pareggio a Salerno è uguale, perché poi si trova con i 3 punti. Vogliamo vincere prima? Benissimo, andiamo più avanti, devi fare 19 punti, sempre considerando che lo Spezia batte l'Inter, che la Roma perde col Sassuolo e il Milan perde con la Salernitana. Il Napoli deve fare 19 punti e quindi devi fare 6 vittorie per fare 19 punti, e lì, solo lì, puoi effettivamente festeggiare lo scudetto matematico in casa della Juve. La sesta vittoria, fai 19 punti e lo festeggi là. Come puoi fare a festeggiare prima? Napoli-Verona sarebbe tremendo. La prossima, quella là successiva, il Milan deve perdere con l'Udinese, la Lazio batte la Roma, la Juve batte l'Inter, possibile, però devono perdere pure quelle altre. Al Napoli poi bastano 81 punti per fare 16 punti, il Napoli basta che vince 5 partite e può anche pareggiare col Verona. Vedi il pareggio col Verona, il quando come cambia. È l'ultima, perché è l'ultima, per fare sempre più presto. L'Inter perde con la Fiorentina, la Roma perde con la Samp, il Napoli batte il Milan, significa che poi dopo ti bastano 13 punti e il Napoli potrebbe permettersi di vincere 4 partite, che sono queste qua che arrivano alla partita col Milan, e pareggiare addirittura contro il Lecce. Quindi questa è la più veloce delle ipotesi, uno scatafascio totale delle nostre competitor, il Napoli che cavalca a gonfie vele, quindi noi possiamo festeggiare contro il Lecce. È impossibile, è imponderabile, lo sappiamo bene, però è divertente. L'importante è divertirsi e godersi il percorso e fare delle ipotesi. Di conseguenza, ragazzi, tutto ciò considerato, facciamo conto che non succede questo scatafascio delle avversarie e quindi il Napoli dovrà mantenere alto la concentrazione e farselo tutto il campionato, sempre dovendo vincere, senza avere mai lo scudetto cucito già in tasca e quindi senza la matematica. Io vi dico che se non succede tra Juve e Salernitana, nelle ipotesi di quei 20 punti, può succedere, perché puoi steccare qualcuna di queste qua sicuramente, e magari le altre vanno a gonfie vele. Se le altre vanno a gonfie vele,
e tu stecchi e scivoli ogni tanto, non sarà con la Salernitana, può essere con l'Udinese. Se non è con l'Udinese è con la Fiorentina, e se non è con la Fiorentina è con il Monza. Io credo che tra Fiorentina e Monza si è fatto, tra le nostre competitor che non vinceranno tutte le partite che vengono, il Napoli che non vincerà tutte le partite che vengono, quindi qualche scivolata propedeutica a rendere il campionato più interessante, anche la legge dei grandi numeri dovrà intervenire, e quindi io dico oggi tra Fiorentina e Monza, di conseguenza con l'Inter gioca Gaetano, col Bologna gioca Zerbin e con la Sampdoria gioca Zedadka. Da New York, Valerio Fluido è tutto, un video stranissimo, pieno di numeri, pieno di ipotesi, però non sono tutte peregrine, c'è una logica dietro a queste ipotesi, c'è la logica di una squadra che ha dimostrato di stare sul pezzo e che già avrebbe potuto inciampare prima e non lo ha fatto, poi possono cadere, e le altre squadre che avevano tutta la voglia di recuperare ci hanno provato, ci provano ancora, si affannano, e adesso quello che è veramente diventato, perché questo video vale anche per la lotta Champions, perché se noi vediamo è chiaro che diventa interessante la lotta Champions, no? Perché stanno tutte lì, diamo per scontato sempre la vittoria della Roma, la vittoria della Lazio, ci troviamo con 3 squadre a 47 che basta una scivolata e la Lazio ti azzanna. L'Atalanta non la diamo per morta, il Bologna ha fatto ampiamente il suo dovere, sta lì perché se lo merita. E la Juventus? La Juventus è quotata in borsa. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.